Arrestato il presunto complice di Riccardo Salvagno, lo si cercava dappertutto e lui si nascondeva a casa sua a Spinea. Si chiama Andrea Vescovo, 38enne disoccupato, che vive con i genitori. All'alba, il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Sono arrivati dopo aver citofonato il campanello e lo hanno sorpreso nel sonno con i genitori ancora in casa. È stato lo stesso Salvagno, durante un interrogatorio, a svelare il suo nome agli inquirenti. Salvagno e Vescovo si erano conosciuti nell'up dance di Preganziola, il New Mille Lire. Insieme avevano poi pianificato nel tempo il sopralluogo tra i campi di via Pallada a Malcontenta dove portare Tarna. Un fatto gravissimo che coinvolge purtroppo la nostra comunità. In primis quello che come amministrazione vogliamo esprimere la nostra massima solidarietà nei confronti della famiglia della vittima e volevo soprattutto anche complimentarmi con le forze dell'ordine che in tempi brevi hanno concluso le indagini, con i carabinieri di Spinea che sono sempre un presidio costante sul territorio in stretta collaborazione con l'amministrazione e di questo veramente dobbiamo ringraziarli. Salvagno nega agli inquirenti di aver sparato personalmente a Sergiu Tarna, il barman moldavo di 25 anni freddato con un colpo di pistola alla testa nella notte di San Silvestro a Malcontenta. Conferma però la presenza di un altro partecipante. Notizia che scuote i cittadini del comune di Spinea. È preoccupante per la sicurezza, insomma, poi uscire di sera, sapere che ci sono certi personaggi, insomma, ti preoccupa abbastanza. Speriamo non ce ne siano altri in giro per Spinea, però adesso se l'hanno preso meglio così. Fa un po' di preoccupazione, però c'è sempre gente così in giro per il mondo, quindi non mi sconcerta la roba. Il fatto che magari si pensa di vivere in una città sicura non implica che sia realmente sicura. Non dico che bisogna sempre guardarsi le spalle da chi è amico o anche da chi è nemico, però non bisogna mai sottovalutare magari una persona che possa presentarsi simpatica, piacevole agli altri. Può sempre nascondere qualcosa, anche semplicemente un malore interno che non vuole esternare o un qualcosa di cui non vuole parlare. Io consiglio sempre a tutti di iniziare magari un percorso psicologico. Scartata la pista dello spaccio, gli inquirenti ipotizzano un movente legato al timore della diffusione di un video privato compromettente di Salvagno con un trans, di cui la gente temeva la diffusione tra i telefoni. Per l'accusa, Vescovo avrebbe preso parte sia all'esecuzione nelle campagne di Malcontenta, sia al sequestro del giovane all'uscita di un bar a Chirignago. Quello che ho visto io è quello che ho visto sulla videosorveglianza. Ha bevuto una birra, è uscito fuori dalla portata, è andato via fuori dalla portata delle telecamere e si vedeva